Il cantiere aperto nei pressi della chiesa di Sant'Eufemiano di Graveglia era partito da un'esigenza: consolidare l'edificio fatiscente della vecchia canonica che negli anni aveva recato danno anche alla struttura ecclesiale, provocando una spaccatura all'interno della chiesa. Per quest'opera era stato ottenuto l'aiuto da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Una cosa che non avviene molto spesso, di avere due contributi contemporanei, uno per consolidare e restaurare la chiesa dentro e fuori e uno per la canonica. Durante la fase di demolizione della canonica, un primo intoppo: il rinvenimento di alcuni reperti archeologici. Che alla profondità di 4 metri sono usciti dei reperti, diciamo un muretto, un arco, che sono databili circa quasi 1000 anni fa, insomma, che erano della vecchia prioria, quando c'erano i monaci ancora di San Colombano e così via. E questo ha complicato un po' tutto. La comunità di Graveglia ha dovuto farsi carico quindi anche degli scavi archeologici con un aggravio di spesa. L'ammontare complessivo era stato coperto con i fondi della CEI per un valore di 105.617 euro, 8.431 euro attinti dalla cassa parrocchiale e 100.000 euro elargiti dalla diocesi. Per portare avanti l'opera è stato necessario chiedere un ulteriore aiuto. Adesso, per grazia di Dio, la CEI ha compreso la situazione e ci ha dato l'opportunità di un terzo contributo molto importante, perché ci permetterà di consolidare la chiesa. C'è da risanare dentro una spaccatura che era derivata diciamo, dal peso un po', almeno dicono gli esperti strutturisti, dalla canonica, e quindi c'è da fare fuori e dentro. Il prossimo 30 ottobre è convocata un'assemblea alle 21, aperta a tutti, per trovare ogni soluzione possibile finalizzata al reperimento degli ulteriori 86.000 euro. Ecco, l'importante è che chiunque può dare una mano a questa parrocchia a trovare questa cifra, anche se non nell'immediato, ma nel tempo in cui dureranno i lavori. Però adesso bisogna decidere se abbiamo le forze per rispondere a Roma e dire sì, accettiamo il contributo e la nostra parte c'è.